Presidente Serracchiani, sopralluogo alla caserma Reginato, futura sede della prefettura e anche della Quiete. Sì, è importante, stiamo recuperando un'area e riqualificando un'area anche importante di questa città. Questo è un edificio storico che per 2 secoli è stato ospedale militare, ora avrà un'altra funzionalità, sarà appunto la sede della prefettura con spazi estremamente più importanti e utili anche per i servizi che la prefettura fa ai cittadini. Una parte rimane al Ministero della Difesa e un'altra parte invece viene ceduta al Comune di Udine, che a sua volta la cederà alla Quiete, recuperando spazi per servizi che sono fondamentali per il nostro territorio. Roberto Reggi, direttore dell'agenzia del Demanio, oggi sopralluogo alla caserma Reginato, un sopralluogo importante, perché? Perché completeremo i lavori di recupero, di restauro per ospitare la prefettura. Per lo Stato significherà un risparmio di affitti di circa 250.000 euro, un investimento di 1.600.000 euro per mettere gli impianti in condizione di ospitare prima possibile, comunque entro l'estate, la prefettura. Un intervento che, come vedete, è già stato anticipato da ingenti risorse messe dal Ministero dei Beni Culturali, che quindi si presenta già in ottimo stato di conservazione. Noi interverremo a consolidare la struttura e appunto rifare gli impianti.